Galata, capitolo 4. Filiazione divina. O viccanne, ma vi faccio un esempio per far capire meglio. Se non voglio ha perso il padre e ha avuto un'eredità, quando era ancora una creatura, pure se chi è diventato padrone di tutta quella eredità, rende pratica, o stato suo, e come a chi le non schiava. Perché insieme a chi lo tempo che è stato fissato in testamento del padre, chi sto aglione starà sotto la dipendenza di un tutore, e tutti quelli che amministrano bene il padre. La stessa cosa successe pure a noi. Prima erano come creature sotto comando del spirito che comanda in questo mondo. Ma Dio, quando arrivai, che lo tempo fissato a essa, mandai un figlio suo. Chi se ne nascetta una femmina e fu sottomessa alla legge per liberare tutti quelli che stavano sotto la legge, per ci far diventare figli di Dio. E proprio perché siete figli suoi, Dio ha mandato in il cuore nostro lo spirito del figlio suo, che a voce avete può dicere Abba, papà. Non siete perché siete più schiavi, ma siete diventati figli. E se siete figli, siete pure eredi per volere Dio. Ma quando non conoscete ancora Dio, per tutta la giuria vostra, voi campavate sotto il potere là di Dio, che non erano atica, ma mucciole fatte all'uomo. Ma avete conosciuto Dio. Anzi, Dio vi conosce buono, perché ma voi volete tornare a sottomettere in da cosa e non sono capace di salvare? Perché volete diventare una volta schiava? Voi che mi smicciate con tanta attenzione giorni e feste, e mesi e stagioni e l'anno. Io so chi ne apprensione per voi, e tengo paura che tutta la fatica mia incolla a voi e aiuto viente. E ricordo personale. Vi prego, frate miei, sforzatevi a diventare come a me, perché pure io sono diventato come a voi. Voi ne avete fatta, a me nessuno torto. Vi ricordate la prima volta quando vi facete conoscere la parola di Cristo? Io stavo malato, che la malattia mia fu per voi una prova vera. Ma tanto non mi avete smerdiato e manco avete mandato al paese Bulecenella. Anzi, mi avete accolto come un angelo di Dio, come Gesù Cristo in persona. E mo, addosso a tutta quella priezza vostra, posso dire che tanto se fosse stato necessario voi sareste pure state scippate l'occhio a fronte per vedere a me. Ma invece sono diventato un nemico vostro perché voglio dire la verità. Tutte chi là invece sono chi ne accortenze per voi, ma tutte le intenzioni loro non sono buone, perché lo fanno arrasare a me per fargli appresso a loro. È una cosa buona per assicurare quella che è buona, ma la vita fa sempre, non solo quando sto in mezzo a voi. Figli miei, io per voi sto male patendo nata volta che l'ulura la figlianza, sino a quando non sarà chiaro che Cristo starà in mezzo a voi. Quindi a questo momento io volessi essere in mezzo a voi per poter parlare a voi con un tono e voce assai diversa. Io non so più che avesse a fare per voi. E due alleanze, Agar e Sara. Se volete campare ancora sotto la legge, facetemi sapere una cosa. Perché non mettete in pratica tutto quello che dice la legge? Sta scritto in Bibbia che Abramo aveva due figli. Una nasce da Agar, che era una schiava, e l'altra Sara, che era moglie sua che era libera. Che lo figlio che aveva che la schiava fu il frutto non volere nome. O figlio invece che aveva che la femmina libera fu il frutto che la promessa Dio. Chi sti fatta tenere un'usenza assai più futa. Perché le due mamme sono fiore e due alleanze. Agar è la fiore alleanza antica, che fu irata in coppa al monte Sinai, che faceva nascere solo schiavi, che il monte Sinai si trova in alla rabbia, ma la fiore era Gerusalemme la terra, che mo è schiava la legge con tutti i figli suoi. Sara invece che è libera, è fiore la Gerusalemme sotto il cielo, e la mamma nostra, e in da Bibbia sta scritta proprio da così. A regredo streppa che non è sgravata, a Lucca in da priezza, tu che non hai conosciuto l'ora della figlianza, perché i figli l'abbandonata saranno assai più, e tutte le figlie che è la femmina che hanno marito. E voi, frate miei, siete diventati figli di Dio, proprio perché l'ha promessa come Isacco. E come succedette tanto, che chi il figlio è nato, ha una decisione enorme a cominciare a inguidare chi il figlio che nasce per volere Dio. La stessa cosa succede pure mo. Però, che sta scritto in da Bibbia? Butta fuori rinda casa tua che la schiava insieme con i figli suoi. E mandala lontano a te, perché il figlio era schiava, non ha da dire nessuna cosa e tutta la eredità, il figlio era libero. E così, frate mio, noi non siamo più figli era schiava, ma figlia è che la femmina libera.